c'è un po' di avvilizione, perché purtroppo non giocheremo più a tennis qua e cerchiamo un'altra location, quindi state sempre in contatto perché prima o dopo ci rivediamo. Comunque c'era questa, sì, questo qua va dal miele, cascuri dottori, ho un problema, come dici, ho le femmine sorde, sordissime, beh, che le porti che hanno il seno a vo' di venire, perché che stato si vergogna, così colà, se non si fa la sapere date le cure, per via di si è sorde, ma non c'è un modo per via di se bisogna fare le visite, per via delle orecchie, non è, boh, facendo una roba, almeno per sapere un momentino, no? Quanta sordità, facendo una roba, è un po' un metodo spartano, però tutto va a stiare. Vai a casa, apri piano, vedi dov'è la moglie, no? Poi entri, gli fai una domanda, poi vai avanti un po', gli fai la stessa domanda, poi vai avanti un po', quando lei ti risponde, in base alla distanza che lei ti risponde, noi capiamo, almeno così, capiamo quanto sorda è. Vabbè, questa qua va a casa, la moglie era in cucina, lui entra e fa: amore, cosa c'è per cena? La moglie non risponde, va avanti ancora un po'. Amore, cosa c'è per cena? Questa va avanti ancora un po', non c'è risposta. Va avanti ancora un po'. Amore, cosa c'è per cena? Niente. Praticamente questo qua entra in cucina, attaccato alla moglie, e gli fa: amore, cosa c'è per cena? È la quarta volta che ti dico patate col pollo.